Allora siamo con il tecnico del Viareggio Hockey Martini e chiudete questo girone di Coppa Italia con la vittoria qui a Prato, 13 punti finali se non sbaglio, ecco un po' un suo giudizio, un bilancio di questo girone di Coppa Italia. Sì, direi positivo. Noi siamo partiti da una squadra di giovanissimi, siamo partiti per crescere di partita in partita. Direi che i ragazzi hanno affrontato questa Coppa Italia veramente al meglio e siamo cresciuti tanto da quando siamo partiti. C'è sempre tantissimo da lavorare, però diciamo la strada è quella giusta e andiamo avanti così. Un giudizio anche sulla partita di oggi, una vittoria per 5 a 4 al termine di una partita combattuta e anche per certi versi equilibrata. Sì, sapevamo chiaramente il risultato dell'andata non faceva test, io gliel'ho detto ai ragazzi in settimana perché qui se guardiamo bene ha sofferto le Pumas, ha sofferto il Camaiore che sono fiori di squadre, è una pista difficile, loro giocano bene in casa, sono molto aggressivi, però giocano un ottimo hockey, sicché sapevamo che era difficile, quindi è una vittoria che ci dà ancora più morale, è una vittoria molto importante con una squadra importante. Ecco, ora finito il girone di Coppa Italia, già subito tempo di campionato e sabato prossimo inizia il campionato. Allora, un girone a 9 squadre dove fra l'altro non ci saranno retrocessioni. Qual è un po' l'obiettivo della vostra squadra? Allora, intanto noi vabbè, la prima giornata riposiamo perché essendo un girone a 9 abbiamo almeno il vantaggio di fare una settimana di riposo. E il nostro obiettivo è quello, come abbiamo fatto, cioè è quello della Coppa Italia, di crescere partita in partita, fare delle partite importanti, delle partite di un certo livello, perché sicuramente incontreremo squadre come Castiglione, che io penso sia una delle favorite insieme a Camaiore e Pumas, sicché secondo me è un ottimo girone e quest'anno, secondo il mio giudizio, è anche di qualità superiore al girone del nord, al girone A. Bene, grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi, Grapi.